Notizia bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Dall'Inghilterra arrivano notizie su un promettente terzino centrale nel mirino del club azzurro. Per non perderti nessun dettaglio, iscriviti subito al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutti gli aggiornamenti del mercato dei trasferimenti. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno al Napoli mentre approfondiamo i dettagli di questo possibile acquisto. Il Napoli è interessato a Jakub Kiwior, centrocampista dell'Arsenal ed ex giocatore dello Spezia. Secondo *Center Goals*, Kiwior, che ha trovato poco spazio nel club londinese, è monitorato da 10 club, tra cui Napoli, Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Siviglia, Villarreal e Marsiglia. 3 di questi club, Milan, Napoli e Siviglia, hanno già chiesto informazioni all'Arsenal sulla possibilità di ingaggiare il giocatore in prestito. A soli 24 anni, Kiwior ha il profilo ideale per rinforzare la difesa del Napoli, che secondo Antonio Conte manca di profondità. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando per accontentare il tecnico e rafforzare la squadra nella finestra di gennaio. Un ritorno in Serie A potrebbe essere l'occasione perfetta per Kiwior di ricominciare la sua carriera. E Napoli sembra essere una destinazione attraente per il giocatore. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli. Pensate che Kiwior possa essere il tassello mancante per rafforzare la difesa della squadra? Pensate che un prestito sia l'opzione migliore o che il club debba investire per acquistare il giocatore a titolo definitivo? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.